La nostra comunità compie un atto di grande significato. Intitoliamo i nostri giardini pubblici, che erano privi di alcuna intitolazione, in memoria delle vittime delle foibe, degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Con questo gesto solenne vogliamo rendere onore a tutte le donne e a tutti gli uomini che in uno dei capitoli più dolorosi della nostra storia furono strappati alla vita e ai propri affetti in nome dell'odio, della violenza e dell'intolleranza, e particolarmente in questo mese di ottobre, che noi chiamiamo il mese rosa, è un gesto che assume ancora maggior significato. A loro dedichiamo questo spazio di luce, di vita, perché il loro ricordo non si perda nel silenzio e nell'oblio. Le foibe rappresentano una ferita che ha segnato in maniera profonda la nostra nazione e le nostre terre di confine. Per molto tempo quella memoria è rimasta sommersa, quasi nascosta. Oggi invece siamo qui, finalmente, aggiungerei, per riaffermare con chiarezza che la nostra Repubblica riconosce onore e sacrificio di quelle vittime innocenti. Pensate che solo nel 2004 è stata istituita la giornata del ricordo, quindi una tragedia che per oltre 50 anni è stata sepolta, dimenticata, e sepolta nella volontà di minimizzare le foibe e molto spesso nella volontà di contestare una ricostruzione storica da esponenti del regime comunista, purtroppo non solo jugoslavi. Gente italiana, giustiziata in modi atroci, che per il solo fatto di non essere comunisti, di non piegarsi a un regime violento e sanguinario, che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Ragazzi, mi rivolgo a voi, e ragazzi tutti, questo luogo parla soprattutto a voi. Parla a voi perché, come diceva l'assessore Bernello, questa è una prima intitolazione, ma seguirà un percorso didattico che vogliamo costruire assieme a voi e per voi. Permettetemi di rivolgere un caloroso saluto al nuovo sindaco dei ragazzi e delle ragazze e a tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che abbiamo istituito l'anno scorso e che si è rinnovato quest'anno. La vostra presenza qui è fondamentale e mi auguro che possiate trarne un grandissimo vantaggio storico, culturale, e che siate voi i portatori di questo messaggio di pace che noi vogliamo dare. Voi siete il futuro della nostra comunità e questi giardini vi accoglieranno come uno spazio di incontro, di gioco, di crescita, e ogni volta che pronuncerete il nome, ogni volta che passerete sotto queste piante, siederete su queste panchine e sarete qui a giocare, porterete con voi un segno di memoria. Intitolare il giardino alle vittime delle foibe significa anche assumersi un impegno, quello di custodire la memoria per trasformarla in senso di responsabilità. Responsabilità di costruire una società giusta, rispettosa, inclusiva, responsabilità di respingere con fermezza ogni forma di violenza e ogni forma di sopruso, di odio, di violenza ancora e di discriminazione. Che questi giardini diventino un simbolo di pace, di convivenza e di speranza, un luogo dove il ricordo del dolore del passato si trasforma a tutti noi in un invito a difendere ogni giorno la dignità e la libertà di tutti i popoli, qualsiasi essi siano. Con emozione e un po' di orgoglio, a nome dell'intera comunità, siamo qui, appunto, per dichiarare ufficialmente, e poi scopriremo la targa, intitolati i nostri giardini in memoria delle vittime delle foibe, degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Grazie e buona giornata a tutti. Sempre.